Allora, buonasera a tutti. Prendo il microfono solo a favore di telecamera per salutare i presenti, i soci e gli ospiti e per ringraziare il nostro ospite e anche il conduttore che a breve vado a presentare. Proseguiamo questa sera un piccolo ciclo di incontri dedicato all'arte e alla poesia nell'artigianato. Abbiamo già avuto qualche ospite, persone che svolgono attività di artigianato ad alto livello, che ci ha parlato della sua storia professionale, del suo lavoro e della filosofia che lo anima. Questa sera abbiamo un ospite di cui siamo molto orgogliosi ed è Lorenzo Danteferro, un maestro profumiere. Quella dei maestri profumieri è, potremmo dire, una casta, se non fosse che questa parola ha assunto nel linguaggio giornalistico e nel linguaggio comune un significato quasi dispregiativo. Io parlo di casta in senso neutro, cioè come un insieme esiguo di persone elette che per loro qualità personali, per formazione scientifica e artigianale, sanno creare i profumi. Creare i profumi vuol dire saper impiegare le essenze e la dimestichezza con le essenze presuppone a sua volta di memorizzare, identificare, riconoscere centinaia di materie prime naturali, conoscere insomma gli ingredienti e conoscerli in ogni fase della loro vita, dalla coltivazione alla raccolta, alla lavorazione, fino alla velocità di evaporazione dell'essenza che se ne trae. Ecco, quindi un lavoro che da un lato attinge a una dimensione artigianale altissima, e che dall'altro attinge, se vogliamo, a una delle dimensioni ancestrali dell'uomo, cioè al suo apparato sensoriale e in particolare all'olfatto, che è una delle prime nostre guide all'interno del mondo. L'appartenenza alla casta dei maestri profumieri, Lorenzo Danteferro se l'è guadagnata ben presto, insomma, con la sua formazione che lo ha visto muoversi fra i principali centri mondiali della profumeria, da Zurigo come apprendista profumiere, a Grasse dove ha preso il metodo di Jean Carl, di cui poi forse se vorrà ci parlerà, e poi a New York dove è diventato anche inventore, essendo gli stati riconosciuti dei brevetti internazionali per aver creato delle nuove materie prime aromatiche, e poi ancora come profumiere capo a Bruxelles, a Parigi, ma a un certo punto è arrivato nella sua vita un nuovo inizio, perché nel 1982, se non sbaglio, ha deciso di creare in proprio. Ha fondato la sua azienda dove ancora oggi, in un luogo vicino a noi, il suo studio si trova a Gradiscutta di Varmo, dove ancora oggi crea i suoi profumi come un antico artigiano della tradizione italiana, come un sarto crea i suoi abiti, come un pittore i suoi quadri. E naturalmente non fa solo questo, perché ha fatto della sua arte anche una scuola, è docente, insegna analisi sensoriale e psicologia olfattiva al Master della Cucina Italiana, è attivo come relatore, come conferenziere e, diciamo, in questa veste promuove a livello globale il suo ruolo di maestro profumiere e anche, diciamo, la cultura olfattiva e la creatività italiana più in generale. E se posso permettermi una piccola notazione personale, me la permetto perché ho conosciuto Lorenzo Danteferro prima di stasera e ho detto che lui fa parte di una casta anche in un senso diverso, cioè rifacendomi forse all'etimo, non lo so, di casta. Cioè Lorenzo Danteferro è un castus, è un uomo puro, è un uomo pulito, è una persona che rifugge dai pregiudizi, dai preconcetti, dalle sovrastrutture e cerca di
vivere la realtà che lo circonda e di comprenderla facendo appello soltanto alla sua intelligenza individuale e al suo senso critico, e questo credo lo renda ancora più prezioso come uomo oltre che come artista e artigiano. Per introdurre e condurre la testimonianza di Lorenzo Danteferro abbiamo invitato il nostro Angelo Floramo, che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, sappiamo che è un personaggio illustre del panorama culturale friulano, e posso soltanto dire che cosa ha fatto e sta facendo dall'inizio di quest'anno. È in uscita, se riesce a correggere le bozze nottetempo, un suo nuovo libro, Breve storia sentimentale dei Balcani, ecco, ed è stato insignito del premio Nonino Resid Daur 2024. Ma dobbiamo ricordare anche il suo principale merito lionistico. Lo abbiamo insignito noi della Melvin Jones Fellowship per la sua, diciamo così, i suoi alti meriti culturali e anche per una instancabile attività di divulgatore che conduce quasi quotidianamente, e stasera ci siamo messi anche noi. Per cui, insomma, un motivo in più, visto che è nostro socio onorario, per essere felici del fatto di averlo qui, e spero sia un po' felice anche lui del fatto di giocare in casa una volta tanto. Per cui io passo la parola senz'altro ad Angelo Floramo, ma prima vi chiedo un ultimo e ulteriore applauso per ringraziare i nostri ospiti. Dobbiamo accendere altri marchingegni, già accesi, va bene così. Allora, ringrazio voi tutte e tutti della presenza, l'onore di poter introdurre Lorenzo Danteferro e mio. Non è la prima volta che ci sovrapponiamo. Non è la prima Non è la prima volta, immagino che non sarà nemmeno l'ultima. No, questo mai. L'ultima volta, qualche anno fa, eravamo sugli argini del tagliamento, in un luogo particolarmente profumato perché era lo sbocciare della primavera, lo ricordo proprio come un'intersezione di parole, di suoni, di magie, perché ovviamente lui è un mago ed è in grado di incantare non solo con le cose che fa, come ha già ricordato molto bene prima il notaio Matteoni, ma proprio anche con la capacità di raccontare quella che è la sua grande passione. E non è cosa comune essere in grado di far partecipare gli altri delle nostre passioni. Lui lo fa in una maniera, come vi accorgerete, molto, molto naturale, molto semplice, molto fresca. Il mio compito è quello di introdurre un po' la serata e poi magari lo lascerò scappare, perché è un levriero che, vedrete, è in grado di correre lungo pertugi inimmaginabili. Magari ogni tanto lo rintuzzerò, perché mi hanno detto che alle 21 dovrebbe scoccare l'ora del catering e quindi c'è qualche cosa altri profumi che potrebbero essere adescanti. Allora io comincio con questo racconto, che è un racconto terribile, ma che sicuramente più di qualcuno di voi riconoscerà, perché è tratto da un'opera splendida che valse il premio Nobel a chi la compose. Ed è la storia di Jean-Baptiste Grenouille, che nacque nel luogo più puzzolente di Parigi. Siamo nel 1700. Nacque così. La donna che lo sgravò, questo è il termine utilizzato dall'autore, e di cui noi non conosciamo il nome, era una pescivendola che stava pulendo l'interiora del pesce sulla sua bancherella del mercato, in una piazza asfittica in cui gli odori, gli afrori del mercato sorgevano un po' ovunque. Aveva appena piovuto e quindi per terra si erano create delle pozze d'acqua che si mescolavano ai vari liquami che scendevano dalle bancarelle. Immaginate, come ce lo descrive l'autore, l'odore della frutta ormai già in avanzato stato di maturazione, per non parlare dell'odore del pane, ma un pane ormai rancido che da molti giorni soggiornava nelle cantine, l'odore della muffa, gli orci di un vino di pessimo ordine, quasi acetoso, e poi il pesce, un pesce che faceva esprimere il peggio di sé.
La madre di Jean-Baptiste si sgravò quasi nemmeno rendendosi conto che lo aveva messo al mondo, tante erano state le nascite che in qualche modo avevano prostrato il suo fisico, nemmeno se ne rese conto, ma quando si accorse che l'infante era caduto tra i liquami del pesce, con lo stesso coltello che utilizzava per pulirlo, il pesce, tagliò il cordone ombelicale e poi prese un barile con dentro gli avanzi e i resti del suo povero lavoro e con un gettito cercò di far rotolare via il bambino. L'infanticidio nel 1700 era una delle maggiori pratiche contraccettive. Il bambino rotolò proprio nell'istante in cui dal cimitero che si trovava proprio prospiciente il luogo della mercatura, un crollo aveva fatto precipitare nella piazza dei residui di pezzi di corpi umani, ossa e anche qualche cadavere che era stato da qualche giorno o da qualche settimana inumato, il che fece accorrere cani e maiali che si cibavano di tutto ciò che trovavano. Jean-Baptiste Grenouille nacque nel punto più puzzolente del mondo e venne raccolto qualche metro più a valle da un abate che casualmente passava di lì pregando sul suo breviario. Si accorse perché il bambino piangeva, lo portò nel suo convento, il bambino venne ripulito, venne accudito e il suo destino, proprio per questa nascita incongrua e incredibile, sarebbe stato quello di diventare l'uomo più capace al mondo di avvertire tutti gli odori, dai profumi agli aromi, alle essenze, fino agli odori più sgradevoli, proprio perché il suo imprinting alla nascita lo aveva reso un naso perfetto. E nel corso della sua vita lui non solo divenne l'assistente di un grandissimo maître profumier che era capace di distillare i profumi più buoni, ma si mise in testa di riuscire a trovare l'essenza che avrebbe inebriato la mente degli esseri umani, che li avrebbe resi talmente assuefatti alla bontà di questa essenza che avrebbero contrabbandato qualsiasi cosa pur di avere una boccettina del profumo che lui avrebbe creato. Per farlo ordì un piano criminale ed impressionante che io non vi svelerò, perché se ci fosse anche una sola persona che non ha letto Profumo di Patrick Süskind, è un peccato rovinare la sorpresa di quella che è la biografia di Jean-Baptiste Grenouille. Come dicevo, Süskind per questo romanzo si guadagnò il premio Nobel. Süskind era un autore svizzero contemporaneo della seconda metà del secolo scorso, perché la capacità di raccontare il profumo, che è forse la più aleatoria tra tutte le essenze, tra tutte le cose che noi possiamo raccontare o spiegare, ha del miracoloso. Bisogna essere bravissimi. Io posso raccontare un affresco, posso riuscire a raccontare addirittura un suono, un concerto. I maestri Cividino sono in questo espertissimi nel raccontarci anche quello che possiamo ascoltare. Ma riuscire ad entrare in quello che gli antichi chiamavano fumus, e il profumo deriva proprio da questo, no? Fumus, diventa l'arte quasi di uno sciamano. C'è una straordinaria categoria di storici che si è formata assieme a Jean-Claude Smith, a Jacques Le Goff, assieme alla scuola delle Annales francesi, che negli ultimi anni ha dedicato una serie di interessantissime ricerche nel tentativo di raccontare una storia degli odori. Ed è una letteratura appassionante. Non sono romanzi, sono trattati, sono saggi storici, ma riescono a restituirci, loro sono prevalentemente dei medievisti, attraverso le fonti e le cronache, quello che poteva essere il profumo di una cantina del XII secolo, oppure quello che rimaneva dentro l'orcio dell'olio quando l'olio
era stato ormai del tutto utilizzato. La frore che proveniva dall'officina di un maniscalco, quando il ferro rovente si adatta allo zoccolo dell'animale, o l'odore terribile della schiena di un bue alla fine di una giornata di lavoro, oppure ancora il profumo di un forno dove si sfornavano le pagnotte di pane, di grano, di segale, oppure di orzo, l'odore di una zuppa sobbollente. Che tipo di profumo poteva avere? Raccontare i profumi significa essere in grado di raccontare la civiltà degli esseri umani. Nel mondo slavo dush significa fumo e dusha significa anima, quasi che l'anima degli esseri viventi e soprattutto l'anima degli esseri umani avesse questa capacità di riconoscersi in quel filo di fumo che si alza nei ceri all'interno delle chiese oppure viene utilizzato come incenso, perché è più capace di salire verso l'ultimo cielo, dicevano i commentatori medievali, cioè è capace di raggiungere Dio, che è, e lo dice uno straordinario cronista islamico del XII secolo, il più grande profumiere del mondo, perché prima ancora di creare tutto ciò che è stato creato, ha sognato le essenze, dice proprio questo, Al-Idrisi, grande commentatore islamico, ha sognato le essenze di tutte le cose e ha ravvisato nella loro cangiante bellezza, nella loro multiforme varietà, tutto quello che ha creato e che creerà, perché Dio non smette mai di creare, non si stanca mai di creare. E rispondendo quasi a questo grande commentatore del XII secolo, Aristotele, il filosofo di tutti i filosofi, ebbe a dire che dentro ciascuno di noi si sprigiona un'essenza, che è ben lontana dagli accidenti, dalle cause, dalle concause, è qualche cosa che noi ci portiamo dietro. È una sorta di aroma che ogni essere vivente ha con sé. Gli esseri non viventi no, perché noi ci impregniamo di tutto ciò che incontriamo nel corso della nostra vita. E tanto più siamo persone speciali, tanto più siamo capaci di trasformare questa nostra essenza in qualche cosa di gradevole, qualche cosa che riesce a creare la comunione con gli altri. Il profumo della pelle, il profumo del primo acchito, quell'alchimia che ci rende simpatici o antipatici a pelle, come dicevano gli antichi. Chiudo con una piccola considerazione personale. Ognuno di noi ha i profumi che considera più cari nel corso della sua vita, quelli che proustianamente nei nostri neuroricettori sono capaci di far sprigionare immagini, ricordi soltanto nel momento in cui riusciamo a risentirli quei profumi. È una realtà straordinaria dell'essere umano. Vale per la musica, vale per il gusto, ma vale ancora di più per il profumo. Immaginate l'aroma del caffè, immaginate il profumo appunto del pane che è appena stato sfornato, il profumo del mare al mattino, quando è ancora intatta la superficie delle onde, la risacca ha restituito tutto quello che il mare è capace di raccontare. Immaginate il profumo della pelle dei bambini quando sono piccoli e le madri riescono a riconoscerli dall'odore. Alcune madri dicono che sanno di pane, altre dicono che sanno di vaniglia, altre ancora dicono che sanno di una fragranza che è tra la melissa e il cioccolato. Io adesso non lo so come... Non l'abbiamo coordinato, ma hai il stesso pensiero, allora io mi alzo. E allora io vado declinando. Importante e faccio questo gesto, è un po' un gesto abitudinale, quello che mi ha detto Angelo. Non avete paura, non morirete come le mosche, come vi hanno detto. Finalmente succede così. No, perché hai parlato di bebè. Vai. Io qui volevo... Cos'è che riconoscete? Certo. Talco bebè, sì, certo. è il talco, tanto per dare... E sul talco ti do l'assist, sì, perché adesso tu possa... No, questo era un assist partire. assolutamente perfetto. Vai. Comunque,
Angelo, sei un angelo che ama i fiori. Perché? Non lo so. Floramo. Ah! Cioè, voglio dire, sei eccezionale, veramente. Ti ammiro perché intellettualmente ci sono pochi intorno, hai una visione importante delle cose e ringrazio anche il Presidente per avermi invitato per la dichiarazione d'amore, ecco, praticamente, che è stata fatta, però mi aiuta sempre un momentino a esprimere. Infatti noi abbiamo già collaborato insieme in un altro evento e io come maestro profumiere sono un chimico in sostanza, ho studiato chimica, così mi sono poi evoluto, se vogliamo, in una sfera un po' più difficile da capire, anche perché tu l'avevi già accennato, c'è un passaggio importantissimo, non esiste un linguaggio olfattivo. Esiste il linguaggio della musica, do, re, mi, fa, sol, la, e poi creano delle sinfonie spettacolari con quelle 7 note più tutto quello che ne viene dopo, ed è in un metodo diciamo matematico che si riesce a costruire questa musica. A livello di pittura anche lì abbiamo i 5 colori base, il bianco per luce e il nero per le ombre, e il rosso, il giallo e il blu chiaramente poi danno tutte quelle sfumature, però sono definite in qualsiasi lingua. Il rosso, rouge, red, rojo, si definisce esattamente quello che è. Rosso chiaro lo si può dire in varie lingue e c'è già una comunicazione. Com'è che si comunica invece a livello di percezione olfattiva? Non abbiamo il linguaggio e di conseguenza dobbiamo prendere in prestito delle parole che non sono coerenti per esempio il profumo dolce. Uno dice, sì, io vi faccio sentire la vaniglia, questo è un po' dolce perché è anche della vaniglia, tanto per dire, ma se sentite la vaniglia la definiamo dolce, però se avete a casa una bottiglietta, soprattutto le signore, di vaniglia, l'assaggiate, è amarissima, cioè è veramente amara, però viene associato allo zucchero. Allora noi a livello di definizione diciamo sa di dolce, sa di vaniglia, eccetera. E noi come profumieri dobbiamo capire queste cose, perché il lavoro si basa su 3 elementi fondamentali, che è l'elemento antropologico, l'esigenza umana in sostanza, nel suo insieme, e qui abbiamo una scienza, lì possiamo spaziare ovunque. Poi c'è la parte sociologica, che è sempre dentro nell'antropologia, e c'è la parte psicologica. Questi sono 3 elementi, perché il profumo per sé non è un oggetto, è un elemento soggettivo, cioè c'è il flacone, c'è la scatola, c'è il nome, così, ma dopo l'individuo che sceglie la sua emotività, il suo senso di benessere in quel contesto lì, perché la chiave sarebbe questo, partendo da Grenouille, che poi è diventato tramite quella storia lì molto sensibile, però doveva anche capire gli elementi negativi per apprezzare quelli positivi, ma è così in tutte le parti della nostra esistenza, e questa cosa qui diventa interessante, perché a livello storico vi do una notizia che la do sempre, ovunque vado a tenere una conferenza. L'altro giorno ero in un Zoom call con Bruxelles, c'era il fuoco alla Furlane, anche lì. Inizio sempre con questa cosa perché è un elemento di orgoglio per il Friuli, non è roba da poco, perché non dimentichiamo, mi dispiace per il resto del mondo, ma il 70% delle opere d'arte sono nostre, italiane. Cioè voglio dire, uno che entra nella Cappella Sistina e chiedo alla signora Merkel quanta gente ha lavorato qui, lei mi dice 30 Personen. Come 30 Personen? Uno, non 30 persone, uno ha fatto sta roba qui nel 1500, che non c'erano gli scaffali, erano quelli che erano, la luce cambiava, non c'erano i LED, mettevano la candela qui, finivano, la testa magari di San Giovanni era grande così, tu dovevi avere la proporzione come si vedeva giù, cioè se andiamo a riflettere nei dettagli erano dei mostri sacri in questo senso d'arte. Eppure quello lì è l'elemento, perché l'Italia, soprattutto passando anche per il Rinascimento, era la ricerca del bello. Questo è indubbiamente
siamo numero uno da quel lato lì. Mi dispiace per tutto il resto, io ho vissuto a Parigi, Londra, New York, ho fatto consulenze in Messico, in Egitto, ovunque così, e vi posso dire che chi manda avanti la baracca apprezza questa cosa qui dell'Italia, perché sanno che non possono toglierle dalla storia, in sostanza. Però anche l'arte profumatoria, infatti io ho voluto mettere questo titolo qui, Notandissimi segreti, scritto così proprio, non sono errori, dell'arte profumatoria, dal titolo originale del ricettario di Giovinventura Rosetti, Venezia, 1555. Voi sapete che a nord magari erano ancora sulle palafitte o magari nelle caverne, e noi ci si preoccupava a scrivere dei libri di oltre 300 pagine, ok? Ricettari sulla cosmetica e sui profumi. Importantissimo questo elemento. Ma chi ha stampato questo libro? Ecco l'elemento friulano che subentra, un certo Eustachio Celebrino da Udine. E mi hanno detto che c'è via Celebrino, dopo via Mercato Vecchio, là ed è importantissimo, perché lui ha stampato questo qui sul ricettario di Giovinventura Rosetti o Rossetti, dipende, certi manoscritti erano con 2 S, ma non importa, ma perché come veneziano era nel posto giusto per avere tutte le materie prime necessarie per fare questi profumi, cioè i mercanti di Venezia erano secondi a nessuno. Poi c'era un'industria importantissima. Cos'è che viene in mente su Venezia? L'industria massima? Cos'è? Vetro? Bravissima signora. Il vetro che è il contenitore per antonomasia per i profumi in quel caso lì. Se magari non c'era quell'industria lì, forse il profumo non si sarebbe mai sviluppato in quel contesto. Chiaro che il vetro vuol dire sabbia, vuol dire laguna con tanta sabbia e un po' d'acqua sopra, ecco. E allora di sabbia ce n'era tanto, ha permesso di fare questi contenitori spettacolari, eccetera, e quello diventava il contenitore per questi prodotti che poi erano atti in un periodo un po' complicato a livello di odori, dove tutto veniva scaricato così. Cioè, se una cosa sapeva di buono, sapeva molto di buono in quel contesto lì, ma molto di più, perché c'era il confronto, il meno buono, e lì si è sviluppata questa cosa. A tal punto che questo Eustachio Celebrino da Udine, 4 anni prima di quello di Rossetti, 1551, stampò un altro ricettario meno complesso di questo, ma comunque di passione per i profumi e per la cosmesi. E il titolo è fantastico, qui in onore alle signore che sono qui. Opera Nova, la quale insegna varie composizioni odorifere, scusatemi signore, tenetevi forte, per far bella ciascun donna. La proiezione del maschio che è un esteta, il maschio è un esteta, la donna un po' meno perché è creativa nel senso crea la vita, allora ha un'importanza importante nella società, anzi importantissima in quel caso lì, e sapendo di creare la cosa più importante, cioè la vita, non si occupava di fare le cappelle Sistine o le sculture incredibili, Davidi, eccetera, eccetera. Infatti non ci sono le Leonarde, le Raffaelle, le Michelangele, eccetera, ma è giusto nel contesto dell'esistenza, in quel contesto. L'uomo invece ha un complesso creativo importante e di conseguenza la ricerca. Scusatemi ragazzi, ma ormai ho già una certa età anch'io. L'uomo ha 5 minuti di gloria, poi dopo c'entra un po' meno. Questo l'ho constatato girando un po' per il mondo. Però deve farsi vedere nelle sue grandi cose e qui allora diventa interessante, perché l'uomo è un esteta, perché vuole fare certe creazioni particolari. C'era l'Artemisia Gentileschi, però lì non sappiamo le origini, eccetera, comunque fantastica anche lei, però ci sono pochi riferimenti e anche nella musica vediamo pochi riferimenti grandi, perché è questo volere di creare fuori in un contesto della famiglia, in quel senso lì, e allora l'abbiamo anche avuto con i profumi. Cioè, questo
notandissimi e segreti, oppure opera nova, la quale insegna a fare varie composizioni, lo dice la parola, si compone la musica, perché questa è musica per il naso in sostanza. I principi sono questi, un po' più complicato perché c'è la parte psicologica che ha una grande influenza, e di conseguenza il profumo in questo contesto, se avete sentito il profumo di talco, chiaramente chi ha un nipotino, ha avuto figli eccetera, chiaramente l'ha riportato, come quello che hai detto tu, in un momento passato, che è il famoso ricordo olfattivo, che è l'elemento chiave della nostra esistenza. Tutto si basa sul ricordo olfattivo, a tal punto che sembra da ricerche che chi ha problemi di Alzheimer sembra che una delle prime cose, sintomi importantissimi, è la perdita dell'olfatto, e con la perdita dell'olfatto c'è la perdita anche, c'è il disorientamento, ok? Perché noi, senza elaborarlo in modo immediato, anzi scientifico, però no, perché sono delle sensazioni immediate, noi andiamo a avere delle sicurezze e delle insicurezze secondo anche delle sensazioni olfattive. Quello che avevi detto tu, quello anche della pelle, non è irrilevante. C'è qualcuno che parla il tedesco qui? Eine Person? Nicht. Allora, ecco, benissimo. Cioè, ho visto una persona che mi può confermare. C'è una frase in Germania, in Austria, in Svizzera, che è importantissima nell'uso quotidiano, ed è "Ich kann diese Person nicht riechen". Non riesco ad annusare o fiutare questa persona, cioè non la sopporto, basta, punto, basta. Che è l'istinto animale dell'uomo, che è quello buono, non l'istinto animale è quello buono, l'istinto nefando è quello umano, perché l'umano uccide per profitto, l'animale mai. L'animale non uccide per profitto, uccide per alimentazione, per territorialità. Tu non entri nel mio territorio, non mangi le mie prede, io poi non mangio più. Allora c'è il confronto, ma devo mangiare, ecco, questo è il problema. Invece qui abbiamo gente che ha ucciso i genitori per l'eredità, tanto per dire, è un riferimento di vedere come siamo complessi noi umani. E noi come profumieri dobbiamo capire questa cosa. Ecco perché, partendo dall'elemento antropologico, dell'esigenza umana, cioè di star bene in sostanza, della ricerca costante del benessere, perché non penso che sia una persona in giro che voglia cercare il malessere in quel contesto lì, mi pare che sia ovvio, che poi include tantissime cose, passa anche tramite l'alimentazione in quel caso lì. Poi perderò due parole anche su quello. Il fatto è che proprio questa ricerca ha un elemento sociologico importante, importantissimo. C'è qualcuno che ha la figlia che si sposa? Nessuno? Già tutte sposate? Complimenti, complimenti. Allora, la prossima figlia che si sposerà, un bel bouquet di Bouvardia, fior d'arancio. Piccolino, bellissimo, con 3 o 5 tuberose, molto intense, ma è un bouquet profumatissimo, spettacolare. Adesso si vedono dei bouquet con dei gerber che sembrano che sia andata a prendere il bouquet al supermercato dove si vende la verdura, tanto per dire. Sì, sono queste cose esagerate che si dovrebbe evitare, cioè le cose piccole di un tempo, però quello è per antonomasia. Allora, io cosa faccio? La mamma mi chiede, io gli creo un profumo di fiori bianchi, perché i fiori bianchi sono quelli più profumati, perché gli insetti non li vedono. E sono piccolini i fiori bianchi, ma profumatissimi. Quelli che gli insetti sembra che vedono, mi riferisco sempre a chi studia queste cose, sono i fiori blu, le viole, i blu, quelli rossi un po', certi tipi di rossi, ma quelli bianchi no. Infatti i fiorellini sono sempre molto molto piccoli e profumatissimi. Il gelsomino, il mughetto, l'osmanthus, che è l'olio fragrance, lì è una roba quasi mezzo centimetro, ma con un profumo incredibile. Poi le rose, tendenzialmente le rosetee, quelle un po' più tendenti sul bianco, tanto per dire, quelle rosse sono meno profumate in quel contesto lì. Interessante questa cosa, per attirare chiaramente gli insetti in quel contesto. Allora io quel bouquet lì
lo rappresento nel bianco della sposa, cioè prendo su 100 ingredienti quelli che mi definisce il profumo, il carattere del profumo, cioè una nota floreale, dedicato anche a te, ecco, in quel caso lì, sì, in quel caso lì. Floreale, cioè prendo il gelsomino, che poi è il re dei, diciamo, delle essenze profumate, è costosissimo, poi prendo la rosa damascena, tendenzialmente molto più bianca, quella è costosissima, 12.000 euro al chilo. Poi prendo il mughetto, il lilla bianco, il fior d'arancio, la tuberosa, la gardenia e poi il giacinto bianco, e poi c'è un altro profumo che mi sono accorto all'ultimo secondo che non dico alla mamma, non lo dico, non posso dirle. No, non lo voglio dire, faccio finta di niente. La mamma gli piace un sacco, vuole quel profumo lì per sua figlia, perché si sposa, perché il ricordo olfattivo di quel giorno lì deve essere anche nel tempo. Bene, io prendo lo stesso profumo, vado in Giappone e io so che i giapponesi sono amanti dei fiori bianchi, hanno anche il rito del tè, non sopportano le note cosiddette orientaleggianti, cioè le cannelle, noce moscata, vaniglia, tutte quelle cose speziate, diciamo, mitteleuropee, anglosassone, che poi non sono, perché sono ingredienti che non c'entra niente con quei paesi lì, sono ingredienti di estrazione coloniale che hanno portato a casa dalle Indie, ecco, in sostanza, perché la cannella non c'è, la noce moscata non c'è, il sandalo non c'è in quei posti lì, e di conseguenza è un retaggio, ecco, di quella cosa. E io so che non devo mai far vedere quella nota lì, però gli spiego questo profumo che era per la mamma e per la sposa, e gli dico la stessa cosa: profumi fiori bianchi, gelsomino, mughetto, fior d'arancio, tuberosa, gardenia, rosa, bianca, giacinto bianco, ma soprattutto crisantemo bianco, perché è il fiore nazionale, certo, dei giapponesi. Ho fatto un po' di marketing o marketing, che non mi ricordo, come si dice? Marketing o marketing? Forse marketing, sì. Allora, ho saputo che in quel momento a livello sociologico dovevo enfatizzare il crisantemo. Alla mamma, che tra l'altro era di origine napoletana, non potevo dirgli che c'era dentro il crisantemo bianco, perché è quello il fiore dei morti. Ma non è il fiore dei morti, è un bellissimo fiore che purtroppo, fra virgolette, viene a ottobre-novembre. È l'unico fiore che puoi portare al cimitero. Se il giorno dei morti era a marzo-aprile, si portavano le mimose, tanto per dire, ecco. Allora sono questi retaggi storici che... Però a livello sociologico io lo devo sapere, perché sennò mi brucio subito, ovviamente. Qui ho capito di non dirlo, qui ho capito di dirlo. Si chiama menzogna per omissione, che è sempre una difesa, ecco, indirettamente. Allora, quella... Ah, scusami. Sì, ecco perché allora, in questo caso... L'elemento, diciamo, sociologico è fondamentale nell'analizzare una richiesta specifica, che se viene, non so, da un paese arabo, abbiamo appena fatto robe anche per Dubai, però abbiamo fatto anche i profumi per la farmacia vaticana, tanto per dire che è interessante, che comunque è la più grande farmacia al mondo, e ha oltre 2 milioni di referenze, senza IVA, indubbiamente diventa interessante per chi va a prendere i medicinali lì, ma tramite loro siamo anche nei musei vaticani con 8 profumi in chiave, diciamo, religiosa, nel senso dei riferimenti storici a vari passaggi. Dimmi i nomi, di che non me li ricordo tutti. Beatitudine. Cantico, I doni del re, Fior di nardo, eccetera. Tutti i riferimenti un po' biblici li abbiamo ricreati, stanno andando fortissimo, perché indubbiamente il fatto è che magari chi ha fede in quel contesto lì va a rinforzare un qualcosa dove a livello olfattivo è importantissimo. Abbiamo anche consegnato a Papa Benedetto una composizione di rose che avevo fatto
per mettere dentro nell'olio crismale, perché è chiaro, se io ti faccio la benedizione con un olio rancido di quasi un anno, la percezione è un po' meno efficace. Se te lo faccio che sa di rosa, cioè il profumo mariano, è chiaro che a livello psicologico tu sei molto più contento di aver ricevuto questa benedizione. Allora il profumo come comunicazione, non più come moda. L'elemento moda è banale. Tra l'altro Dolce & Gabbana sono clienti nostri solo per il privato, però per casa loro che producono tanti profumi hanno però un profumiere friulano che gli fa queste cose. Curioso, tanto per dire, perché poi alla fin fine noi siamo rimasti piccoli, abbiamo 42 anni di attività, io ne ho 52 di carriera, infatti ho iniziato 5 anni, 6 anni, non mi ricordo, no, sono un po' ironico perché con l'ironia ho imparato un sacco di cose, datemi una mano perché è importante e di conseguenza la scelta iniziale era quella di rimanere indipendente, che non è una cosa da poco, anche dalle banche non è una cosa da poco. Sì, ci accontentiamo, magari andiamo fuori, ci andiamo a mangiare un aglio, olio e peperoncino, però vogliamo che l'aglio sia di Nubia, l'olio magari anche siciliano, il peperoncino calabrese, cerchiamo la qualità in quell'aglio olio lì, ecco, se vogliamo. Però a quel punto lì siamo tutti contenti perché bisogna rivedere un paio di cose. Quello che diventa importante, quello che abbiamo perso noi, è tutto il contatto con l'elemento olfattivo. Non c'è più formazione per i bambini della percezione olfattiva. Cioè il bambino deve andare fuori per antonomasia, toccare le varie foglie, sentire i vari fiori, ma perché l'ha studiato, l'ha imparato a scuola, per avere un rapporto anche di ricordo costante. Chiaramente oggi i parametri, già che mi arrangio con 5-6 lingue, sono un po' cambiati, ecco, e devo chiaramente un mio pensiero critico in quel confronto lì, perché mi sono inventato un ossimoro, anche un po' banale, però il progresso della tradizione, cioè tenere l'elemento della tradizione, non possiamo scartarlo. L'intelligenza artificiale non esiste, perché se è artificiale non è intelligente, perché l'intelligenza presuppone un elemento chiave, l'emotività, è lì la chiave creativa. Tu stai facendo matematica, stai facendo pittura, stai facendo musica e in quel momento c'è un tocco di emotività che ti fa cambiare il colore, il suono, quello che è. E lì la macchina non riesce a farlo. Allora, sono degli ossimori incredibili, come benzina verde. Sono idrocarburi, ragazzi, se c'è qualcosa che non è verde è la benzina, cioè in senso come la intendiamo. Ed è importante, oppure il robot umanoide, ma se è un robot non può essere umanoide, assomiglia a un umano, ma non è umanoide, perché umanoide sarebbe col pensiero umano in quel contesto. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Col profumo dovrebbe riportarci indietro sulle cose basilari. Io ho tenuto una conferenza che mi hanno invitato Cosmoprof a Milano sulla la candidatura italiana della cucina italiana a patrimonio dell'umanità. Beh, mi piace come contesto. Penso che anche il miliardario, quando si mangia un aglio, olio e peperoncino, come avevamo detto prima, si accontenta, ecco, in quel contesto lì, ed è un elemento che ci appartiene per non andare. E poi io ho tirato fuori 3 elementi. Uno era l'elemento storico, che è quella che, a parte Venezia, con Eustachio Celebrino e Rossetti, che poi da lì partì, ecco, questo è importante, nel 1700, perché abbiamo fatto anche profumo anche per Caffè Florian, già 20 anni, 25, 1720, abbiamo ripreso a livello storico l'acqua admirabilis, che fu portata da un certo Giampaolo Feminis, forse è friulano anche quello, perché Feminis, non so, lì non sappiamo, però il nome indica qui, non sembra siciliano, ecco, tanto per dire, come nome in quel contesto. Allora è interessante, lui cosa aveva? Aveva cominciato con il ricettario a fare le prime miscele, aveva individuato un'acqua profumata molto gradevole e nel 1700 lui era convinto
partì per Milano, varcò le Alpi a Domodossola, c'è il Simpione, arrivò giù nel Vallese, poi andò su, arrivò a Reno prese la barca, il battello come si dice, andò giù per il battello e si fermò a Colonia. E a Colonia nel 1712 questa Aqua Admirabilis veneziana, ok, divenne l'Eau de Cologne, ok, inizialmente, perché lui aveva aperto la bottega, perché boutique c'est chic en français, très chic, ma boutique vuol dire bottega, cioè dove dietro fai il lavoro e davanti lo vendi. Questa è la vera bottega, in sostanza. Non è che magari arriva made in China, poi faccio finta che quello l'artigiano vero che io apprezzo al 100% in quel contesto lì, anzi mi mancano, devo dire, perché mi ispirano, non so, mi danno una sensazione di sicurezza esistenziale quando vedo un gran artigiano. Praticamente lui era anziano e chiamò un suo nipote, si chiamava Gian Maria Farina, nome tipicamente veneto, veneziano, vicentino, ecco, in quel contesto. E divenne poi famoso perché cambiò, c'era l'influenza francese importante in quel periodo lì, cambiò il nome in Jean-Marie, Eau de Cologne de Jean-Marie Farina. Farina non è tedesco, ma neanche... se è un francese di origine nostra, ecco, o sarda o veneta in quel contesto, e allora era il primo grande profumo che tutt'oggi è sul mercato. Vi dico ragazzi, tutt'oggi è sul mercato, è un profumo che ha quasi 300 anni sul mercato. Cosa vuol dire questa? Come fa? Che oggi se hai un telefonino di 2 anni fa lo devi cambiare perché certi programmi non vanno più, voglio dire, è roba che si butta via in quantità. Se uno fa solo la chiamata lo può avere anche quello vecchio, ma se uno usa robe nuove deve avere anche cose nuove. Invece, come è possibile che un prodotto rimanga così tanto sul mercato? A tal punto che c'è stato il primo caso di spionaggio industriale, si può dire così, perché al numero civico della piazza di Colonia, numero 4711, che è il nome della colonia, la famiglia Mullens lanciò un profumo molto simile a quello di Jean-Marie Farina, cioè che erano prodotti tipicamente tedeschi. Siamo a Colonia, bergamotto, limone, arancio, fior d'arancio, lavanda, gelsomino fissato con dell'ambra e delle resine. Allora, non uno di questi prodotti è un prodotto tedesco. Chi non conosce la materia prima non la può elaborare. Se io sono un falegname e non conosco il legno, non faccio nulla di buono. Devo conoscere i vari tratti, i nodi, tutte quelle cose importanti per tagliare, Vuol dire che è prodotto nostro. Eravamo i primi, ma i primi perché c'era la ricerca del benessere, c'era la ricerca l'italiano ha quella fissazione lì, ha una fissazione che mi piace, ma è una fissazione importante ed è quella parte che noi non riconosciamo più, ma che ammirano gli altri invece fuori, ci ammirano tanto, ok? Quella parte lì. E rimangono lì stupidi, ma come fate voi in questa disorganizzazione? Che poi non è vero, perché non siamo disorganizzati, siamo il primo paese al mondo con le fatture elettroniche, cioè non puoi sgarare lì, c'è poco da sgarare, tanto per dire. Allora non è vero, quella contabilità che ci propinano è perfetta la nostra. Sono altre strutture che fanno quello che non si dovrebbe fare, bancari eccetera eccetera, però l'individuo è assoluto in linea nel stare sul mercato oggi. Allora anche lì siamo stati creativi in questo contesto e i profumi, in questo caso qui abbiamo 2 riferimenti. In questa conferenza ho detto la Caterina de' Medici sposò Enrico II di Francia, ebbe 10 figli, ragazzi, tanta roba. L'ho saputo pochi anni fa, ma 10 sono tanti. Sapevo che ne aveva, ma non sapevo che erano. Tra l'altro erano 3 re, Cindy. Niente, 3 re, non è poco. E lei era la grande ambasciatrice del Made in Italy, perché cosa portò? Ho messo su la Caterina, un certo Renato Bianco, che era il famoso profumiere di corte che
i francesi. Infatti io quando ero capo profumiere, chef parfumeur a Parigi, la Grande Française non permetteva questa cosa. Allora mi prendevano un po' in giro, ma io quando mi sento preso in giro mi vengono un sacco di idee. Cioè, provocano. Se mi dà una provocazione mi va bene, perché io poi ribadisco, ho questo carattere. Allora, io gli chiedevo, avete inventato, gli ho detto, Asterix e Obelix per umiliare i romani, perché Asterix e Obelix con 2 sganassoni sterminavano, almeno questa è un po' la storia, io non è che ho approfondito, però mi sono dimenticato che i romani avevano il Senato, poi c'era uno che lo voleva togliere, poi si è candidato come senatore, ma è uguale, non è importante. E poi avevamo i bagni, avevamo il Colosseo, il Super Bowl, tutta roba nostra, avevamo le intercappelli riscaldate, le strade consigliari, e voi, en France, eravate sulle palafitte a mangiare sto cafisso. Ma non è che lo dico io, è la storia che lo evidenzia. Allora, calmiamoci un momentino. Ma poi l'altra cosa, la domanda che facevo con un cuore, è cioè, come s'appelait le premier parfumeur à Paris? Come si chiamava il primo profumiere a Parigi? Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Cosa vuoi dire con questo? No, non mi ricordo. So che già che sono in Francia, sono qui a Parigi, voglio saperlo. Dicono, è bien, il s'appelait René Le Florentin. Ah, Renato il Fiorentino. Meno male che era francese, anche questo. L'abbiamo portata noi, Caterina de' Medici, ecco. E allora basta, non parlo più, adesso andiamo avanti. E lì, da quel momento lì mi rispettavano un po' di più, ecco, perché evidentemente bisogna anche ribadire quello che noi siamo. Bisogna stare attenti a non far troppo i timidi, gli umili, qui, là, perché a un certo punto, in un mondo un po' pesantuccio, bisogna evidenziare quello che ci appartiene veramente, e qui tutta roba che ci appartiene in sostanza a livello storico. E cosa ha portato anche lei il Piron? La forchetta. Provate a mangiare senza forchetta. Sì, vi sbrodolate da tutte le parti. Sì, ci sono ancora popoli che lo fanno, ma hanno un altro tipo di mangiare. E il nostro, la forchetta, è per antonomasia lo strumento per mangiare bene, in sostanza. E di conseguenza i profumi, loro avevano proprietà nel sud della Francia, che sempre i De Medici, la striscia andava fino a giù, che non consentiva un'agricoltura tradizionale in sostanza, perché è una costa, però eccezionale per i fiori, le erbe aromatiche, soprattutto negli altipiani a 700-800 metri, e lì hanno messo giù le prime essenze che i famosi gantier, che erano quelli che producevano i guanti bianchi, era l'elemento chiave per andare a corte. Tu non potevi andare a corte senza i guanti bianchi, che poi è diventato il simbolo anche della massoneria, però è interessante come concetto, da dove viene in quel concetto lì. Cioè era il simbolo della nobiltà per andare a corte. Quelli però avevano sempre un odore un po' strano, perché nelle conce sappiamo le note, e lì erano state create le prime composizioni di profumi da questo René Le Florentin, Renato Bianco, tra l'altro, che permetteva un momentino di creare questa gradevolezza, e la cultura allora è nostra in quel contesto lì, solo che loro sono stati bravi nel commercializzare queste cose, molto bravi, però non ho anche più tanto rispetto per il commercializzare, perché come abbiamo detto prima si chiama marketing o marketing. Scusatemi, ripeto questa parola, perché spesso e volentieri vedo delle cose incredibili, anche nel mio campo, dove uno non ha nessuna nozione, nessuna formazione, niente, lancia un qualcosa, tanto per, e poi se vende va bene, se no lancio un altro, e se faccio parte di una struttura grande, le perdite di quelle vendite lì non effettuate, Giorgio Armani o chi che sia, o Yves Saint Laurent, così li detraggo dagli ultra utili che faccio nella mia vera attività a livello mondiale delle supernazionali. Allora c'è un sistema che non è più l'arte della profumeria, ma è un sistema per, come dice mia moglie, per accontentare gli azionisti, che è un'altra cosa, ok? Io devo fare profitti, è l'unica cosa per accontentare, se no disinvestono i loro fondi. E per fare profitti certe volte l'emotività non serve più, anzi
va tolta, bisogna essere razionali, molto, forse anche troppo, però il profumo è un elemento razionale, a tal punto che io so che da lunedì o martedì vi do un compito a chi ha una casetta. Attento, questo è feroce. State male? Qualche rischio. Quando siete un profumiere dovete sempre prendere in conto questa cosa qui. Di cosa sa? Di cosa sa? Ditelo. Di cosa sa? Brava. E allora? Da lunedì, martedì, e non sarà più così vero? Vi invito, a chi ha un pezzo di giardino, a tagliare l'erba. Ma perché? Prima avevamo sentito il bebè e vi ha portati indietro, adesso con l'erba vi porto un po' in avanti. Perché... Melanzana. Melanzana? Ma la melanzana è sempre origine... Poi questo qui non è neanche erba, è prato stabile addirittura. Ecco, tanto per dire. Ma va bene, chi è che ha detto melanzana che voglio vedere? La signora. Chi? La signora laggiù in fondo. Addirittura melanzana? Appena l'ha buttato, si è sentito subito il colpo. Perché l'erba non è solo erba, quindi se io taglio l'erba non lo sento l'odore di erba. Va bene, no, mi fa piacere perché è la prima che non lo sente. Adesso no, ho imparato qualcosa stasera sulle melanzane, ecco. No, ma va bene, non è un problema. Anch'io sento la buccia di melanzana. Ma la buccia di melanzana ha gli stessi componenti dell'erba. Ma sa di melanzana questo? La domanda è, sa di melanzane? Prevalentemente di cosa sa? No, è un best seller che prendiamo in giro da tutte le parti. Adesso ho preso un'altra informazione che mi serve, ecco, perché sono cose che ognuno ha una sua percezione. Uno ha anche un po' raffreddore, magari uno non sente molto bene, poi ci sono vari. Allora, se c'è una cosa che il profumiere è abituato all'emotività individuale di una valutazione, perché è ovvio. La ragazza, 16 anni, va con un ragazzo, prima fidanzatini, tutto bene, poi 17, 18, 19, comincia un po' dei problemini e si lasciano. A 19 anni va bene così, perché a 16 forse era troppo presto. La ragazza dopo 1, 2, 3 anni fa fatica, ma incontra un'altra persona, un altro ragazzo, e sembra quello giusto. Ok? L'unica cosa che gli dà fastidio, allora questo ragazzo è l'opposto dell'altro, fisicamente, intellettualmente, tutto. Forse è cresciuta più lei dell'altro ragazzo e così si sono trovati. Ma c'è una cosa che gli dà fastidio, e questo ve lo chiedo a voi, cosa può essere? L'odore. Eh? È la prima cosa, l'odore. È la percezione che uno ha dell'altro. Sì, ma non vado così in fondo perché quello diventa complicato. Il ragazzo nuovo porta lo stesso profumo che portava il ragazzo di prima, ok? Che non vuol dire che il profumo era cattivo, perché all'epoca il suo ragazzo prima era perfetto, finché ci sono venuti. Solo che chiaramente lei cosa fa come donna nella sensibilità femminile? Va in profumeria e acquista un altro profumo e glielo regala. Già che il maschietto non ha delle pretese particolari, se è contenta lei, siamo contenti anche noi. Sì, ma tendenzialmente funziona così, ecco, non è che sta lì a argomentare, eccetto quello che magari ha una vanità estrema, e allora lì magari può essere, però tendenzialmente cambiando profumo vissero felici e contenti per tutta la vita. Avete capito che la valutazione del profumo derivava assolutamente da un insieme di storie del passato, ricordi olfattivi. Chiaro che se c'è la mamma che vi ha fatto mangiare 5 banane al giorno
perché fanno bene, vitamina, c'è tanta vitamina lì, ecco. Adesso che ne avete, siete diventati maggiorenni, le banane non le volete più mangiare, ovviamente, ma ciò non vuol dire che le banane non siano buone in quel contesto. Allora, nel nostro campo è tutto psicologia in quel contesto, e queste associazioni di elementi vengono fatte in continuazione su dei parametri che dipende anche dalla sociologia, cioè se cinese, giapponese, sudamericano. Abbiamo fatto per esempio il profumo della Pagani. Chi vuole investire compra la macchina 2,5 milioni, ma cosa vuol che sia, per andare a fare la spesa, 2,5 milioni quella macchina lì, incredibile, 2,5 milioni, cioè pazzesco, però è roba da collezionisti, perché c'è anche gente che fa fatica a spenderli. C'è gente che fa fatica a guadagnare, ma c'è gente che fa fatica a spenderli. Si trovano con 100 milioni, cosa vuol che sia 2 milioni per una macchina. Cosa fa? Ha fatto il profumo Pagani, lui è di origine argentina, e ha voluto il nome Vientos de los Andes. Ha dovuto interpretare il vento delle Ande. E lui quando ha sentito, signora, quando ha sentito quest'erba qui, è diventato matto. Ha adottato questo profumo per una macchina da 2,5 milioni, perché per lui era il profumo di casa sua, di dove abitava, eccetera. È venuto in studio, ok? E quando così casualmente gli ho fatto sentire, ecco qui, questo basta, non voglio più parlare, non farmi sentire più niente, allora è ovvio che noi abbiamo una reazione di simpatia-antipatia verso certe cose, soprattutto a livello alimentare. E lì a livello alimentare io ho fatto docente 7 anni per master della cucina italiana con tutti i grandi chef, e a Creazzo a Vicenza, c'è all'Aimo, importantissimo, è dal 2015 che lavoriamo insieme, che comunque è il più giovane 3 stelle Michelin al mondo. Poi c'è Bottura, c'erano Perbellini, Heinz Beck, cioè c'era tutta una schiera di docenti importanti nel campo della ristorazione, ecco. Non del master chef, della ristorazione, professionisti. Io avevo il compito un po' ingrato e difficile di evidenziare appunto analisi sensoriale, psicologia olfattiva, perché entravo dentro in aula, mi presentavo il primo giorno, erano lotti di 4 ore, abbastanza intensi, da qui andare là sono quasi 2 ore, 1 ora e 3 quarti di macchina, poi 4 ore qua e poi tornare indietro, è abbastanza impegnativo, ecco. E la prima volta entravo, mi presentavo e dicevo ok, iniziamo subito, senza troppi preamboli. Noi mangiamo con il naso, e uscivo dall'aula. Questi qui si guardavano, probabilmente, ho detto ma questo qui, tutto a posto, cos'è sta storia? Perché è andato fuori? Aspettavo qualche secondo, poi riaprivo la porta, rientravo, e dice, avete riflettuto su quello che vi ho detto? Mi dicevano sì, ma, ecco quel ma, iniziamo dal ma, perfetto. E così ho iniziato a spiegare che effettivamente vi offro un Chateau Margaux, no, ancora di più, andiamo più su, un Chateau Petrus 1973. Sono 10.000 euro la bottiglia ed è un buon prezzo. Per succo d'uva fermentato. Voglio anche evidenziare l'assurdità, ecco, in queste cose. Ma dov'è la chiave? Voi l'aprireste quella bottiglia, sì o no? No. Avete speso 10.000? Non apritela mai. Perché? Se sa di tappo, è finito tutto, non vale più niente. Allora è importante questa cosa. Allora, prima cosa, i grandi vini, qua, alla fin fine dipende dal naso. Se passa il test del naso, poi c'è tutto quello degustativo, le varie sensazioni, poi non si può dire più pipì di gatto, ma bisogna dire peperoni verdi, quando la molecola è quella della pipì di gatto, la stessa molecola.
Allora, se lo vuoi dire sinceramente, lo dici pipì di gatto e ci fai una risata sopra, ma non è sofisticato per il vino. Sì che lo è, perché è quello che è, in sostanza. Allora, dobbiamo rientrare in un'ottica semplice delle espressioni noi. Cioè, infatti, ti offro questo, cioè avevo già il dubbio, lo mettiamo nella caraffa, per 2 ore devi respirare, speriamo che vada via. Nel frattempo ti offro un merlottino nostro, 8 euro la bottiglia. Lo beviamo. Ma fantastico! Cos'è, quello di Miani? No, il Miani non costa 8 euro, costa magari il doppio. Ma fantastico! 10 euro la bottiglia. Là abbiamo 10.000 euro la bottiglia. Allora, avete capito come siamo andati oltre? Ma chi decide tutto è questo? Oppure vogliamo far finta? Cioè, noi abbiamo fatto, sia per il consorzio del prosciutto di San Daniele, con Mario Cecchetti. Sì. Abbiamo fatto gli identificatori del prosciutto, della qualità del prosciutto. Ho fatto tutto uno studio, sono andato nelle varie, come si dice, prosciuttifici. E abbiamo sentito i vari passaggi della maturazione, poi abbiamo fatto una relazione per dare un'identificazione anche qualitativa del prodotto. È importante perché sono cambiati certi parametri oggi qualitativi. A me oggi il prosciutto piace un po' meno, devo dire, per i miei standard. Fortunatamente ho anche una madre parmigiana. No, che poi sono gli stessi proprietari di quelli di San Daniele, non è che siano due, sono 2 modi di farlo, ma neanche tanto diversi, però sono sempre quelli. Siamo Maiano. Sì, ecco, siamo Maiano, allora ci siamo. Allora, questo è importante nel contesto, perché quella valutazione lì, tu è una valutazione di qualità, e la valutazione qualità, se è un prezzo ragionevole, ci stai subito, ma ti crei la tua nicchia, dove gli altri non possono competere in quel contesto lì. Abbiamo anche fatto per l'Università del Caffè di Illy i 16 identificatori più 1, e quello era il profumo del caffè, i 16 identificatori che venivano dati dalle varie più che tostature, dalle varie origini del caffè, perché il caffè non è americano o sudamericano, il caffè è etiope di origine, ok? E lì adesso stanno facendo un caffè anche di alta qualità perché è nell'origine, che probabilmente ha qualcosa da dire anche la zona climatica, il microambiente particolare che permette per certe piante di venire meglio. E anche lì, come per esempio il bergamotto, incredibile. Bergamotto è nella costa ionica della Calabria. L'ha provato a fare perché c'era tanta richiesta nella parte tirenica e lì la qualità era molto inferiore. Ma scusa, siamo sempre in Calabria, 20-30 km di distanza, perché il microclima nella zona specifica permetteva quel prodotto lì di qualità. Poi hanno provato a farlo in Côte d'Ivoire, Costa d'Avorio, e là è venuto fuori una cosa ancora peggiore, eccetera. Allora è interessante questa cosa, che certi parametri vanno mantenuti nel tempo, che nella modernità non possiamo cambiare dei riferimenti. Sono venuto su pieno di entusiasmo perché mi sono visto il filmatino, come si chiama lui? Spigolari. Spigolari di bello. Allora, mio nonno Dante era sarto per signora ed era zona Fontanellato, nei Nebbioni vicino Busseto, vicino Zibello. Lui aveva 2 passioni, fare gli abiti per le signore e fare un 5-6 culatelli all'anno, ok? Quando andava al bar la battuta era questa: guarda, è entrato Dante, lui prende le misure alle signore per fare i culatelli, ecco, questa qui era una battuta un po', sì, ma è popolare, normale, e li appendeva nel sottotrave
dove c'era l'aria umida che entrava, importantissimo, il freddo e l'aria umida, ok? I culatelli vanno preparati in inverno col freddo, così rimane tutto. E la chiave del culatello è il profumo. Ed è chiaro che lì, dopo, per verificare la maturazione, andavi con l'osso di stinco di cavallo, filavi, sentivi la maturazione. Quando avevi qualche dubbio era forse già troppo tardi, quelli che erano buoni lo sentivi subito, però anche lì vediamo che il valore del culatello, che è 4 volte quello del prosciutto, e chi ha mangiato un gran culatello non mangerà più nient'altro, in quel contesto, fra virgolette, ecco, perché capisce che con 50 grammi di culatello è come averne mangiate 300 di un'altra cosa, perché quando il corpo è soddisfatto, Basta. siamo a dieta, la dieta va sulla soddisfazione del corpo. Chi si abbuffa non può essere soddisfatto in quel contesto, allora mangiare poco ma di altissima qualità. Allora qui parliamo del vino dove decide il naso, parliamo del culatello dove decide il naso, ma parliamo di tutte le cose in cucina dove decide sempre il naso. Il caffè, che avevi accennato anche tu, importantissimo. Ai ragazzi dicevo, guardate, il caffè è caffè sporca. Beh, il caffè è marrone, nero, cioè questa è l'acqua, è così l'acqua. Questo non sa di caffè. Il caffè sporca però ha un profumo eccezionale. E quel profumo eccezionale è quello che ti sveglia alla mattina, per chi ama il caffè, poi per chi ama il tè è un altro tipo di discorso, però entriamo in quell'ottica lì. Allora, per concludere... Un minuto. Sì. Il notaio Mattioni mi ha scelto perché è una nonna bavarese e quando mi dicono le 9 deve essere finito alle 9. Mi avevi detto 5 ore e 85 minuti. Ah no, gli 85... No, mi sono... Abbiamo cominciato già alle 5 del pomeriggio. No, è chiaro. Allora, ho colto l'occasione un momentino per questa introduzione dentro un mondo un po' particolare che però ci appartiene. Ecco, questo è quello che volevo dire. Il messaggio mio per voi che i profumi hanno origine friulana, veneziana, cioè che il Friuli ha l'influenza veneziana, non è che la possiamo negare, ecco, in quel contesto lì dobbiamo evidenziare che a livello mondiale io tutti i dignitari o le persone che vengono in studio enfatizzo questa cosa qui, perché dico ma come mai qui in un paesino sperduto nell'ombelico del mondo fai queste cose? Perché alla fin fine per fare le cose di un certo tipo di qualità e continuità con anche la cultura e la storia, non è che devi essere per forza Milano, Parigi o New York o Londra, assolutamente no, anzi, lì la creatività ormai, quei grattacieli che vedete a New York, io ho conosciuto mia moglie là, appunto a New York, ho vissuto 4 anni, gli ho detto, da dove vieni? Da El Paso. El Paso? Allora conosci Tex Willer? Lei mi ha detto no, non lo conosce. Per lei è un tarocco e ha ragione perché l'abbiamo inventato noi. Ecco. Però quei grattacieli che vedete, la skyline, sono tutti vuoti, perché adesso non c'è nessuno in quei grattacieli là. Noi pensiamo che le luci sono accesi, ma sono praticamente tutti vuoti. Perché? Perché tu puoi fare un lavoro fuori di un contesto degli anni 50, 60, così, ovunque, il cosiddetto smart working che l'artigiano l'ha sempre fatto. Cosa ha fatto l'artigiano? Ha sempre fatto smart working, che questi termini che sembrano innovativi, poi alla fin fine l'artigiano da casa va da lì e là, oppure ha sempre lavorato in casa. Il mio messaggio è questo allora, rispolverare qualche piccolo elemento di orgoglio che noi abbiamo nel contesto, diciamo, culturale, ok? Poi possiamo sempre migliorare, sono il primo a mettermi in fila sul migliorare, ma quando facciamo un bel passaggio, io e la Cindy studiamo tanto queste cose anche a livello internazionale, lei legge, io leggo, se ha una storia me la legge lei a voce alta, se ha una storia la leggo io a voce alta, ok? Ma siamo totalmente incompatibili, perché uomo e donna come fa a non essere incompatibili? Signore, ditemi voi, chiedo alle signore qui, ma come fa un uomo a pensare come una donna e una donna a pensare come un uomo? Ho ragione o ho torto? Dov'è il trucco? È nella complementarietà, è lì il trucco. La donna ha dei ruoli importanti, l'uomo ha dei ruoli importanti, sono complementari, vivranno per sempre insieme. Non sono complementari, arrivederci.
quel caso lì. Però è importante questa cosa qui. Ecco perché a livello antropologico, sociologico, psicologico, per noi questi non sono studi secondari, e mi permetta di contrastare tutti quelli scienziati con la IE, che io ho collaborato anche con chiudo subito, con un che era candidato premio Nobel per la chimica, e mi aveva detto, aveva fatto delle ricerche importanti sui damascenoni, che sono quelle note della rosa, delle molecole molto intense, molto buone. È riuscito a farlo all'Università di Southampton quando ero a Londra, e si scherzava sempre: ma l'hai cercato o è stato un caso? E lui rideva, parliamo di un grande scienziato, ma è tutto un caso, mi ha detto. Parliamo di un scienziato importante a livello internazionale, a tal punto che mi aveva portato questo mio carissimo amico iraniano, chimico, un prodotto un po' giallino, non così. Ho detto: Lorenzo, sono disperato, è 1 anno e mezzo che sto facendo queste ricerche su una nota di legno di sandalo, perché lui, essendo iraniano, pensava, però guarda, questa è l'ultima cosa che ho visto. Ho detto: no, ma è rancido, questo non va bene, non possiamo utilizzarlo. E niente, è andato via desolato. La mattina alle 8:30 ero a Walthamstow, nel nord-est di Londra. Viene in laboratorio tutto raggiante e contento. Ho detto: cosa è successo? Ha vinto l'Enalotto, non so. Ho detto: no, tu non sai cosa succede. Entro in laboratorio e sento nell'aria un profumo di sandalo. E allora? Niente. Io giravo, sono andato a vedere, ma da dove viene questa cosa? Da dove viene? Passa davanti il lavello e vede che lì era più intenso, poi lo passa e torna indietro verso il lavello, guarda giù, c'era il suo Becker che era messo lì dentro nel lavello per essere lavato dalla signora delle pulizie. Cosa è stata la grande fortuna? Che il rubinetto perdeva una goccia ogni tanto ed è caduta dentro in quel liquido fatitico che non sapeva di buono, creando una reazione chimica che si chiama idrolisi, e ha prodotto l'osirol, questa molecola importante che poi diventa... Lui ha studiato 1 anno e mezzo e non ci è arrivato, ecco. Lui ha detto: non ci sarei mai arrivato, perché con un'idrolisi su quella molecola lì sarebbe stato troppo banale nella mia ricerca, ma certe volte quell'elemento della semplicità, banalità iniziale è quello che conta. Io vi ringrazio per la vostra pazienza, pazienza. Ringrazio Angelo, che lo ammiro a livello intellettuale, è incredibile. Ringrazio anche il Presidente, chiaramente, e devo dire, io sono stato per tantissimi anni, ho fatto anche il Presidente scusatemi, questo me lo dovete perdonare, del Rotary. Sì, me lo dovete perdonare. Mia moglie era Presidente del Lions ed è anche stata... delegata di zona, solo che veniva a casa all'1 di notte, ho detto basta, non puoi, no, a casa all'1 di notte. Sì. E allora, niente, noi avevamo il vero matrimonio misto in questo contesto, che è quello dell'Aia. Comunque grazie tanto e vi aspetto giù a Gradispunta. Chi vuol venire ci chiama e viene giù. Grazie. Ho solo una postilla che mi permetterete. Ho apprezzato tutto tranne una cosa, e da professore devo sottolinearla e mi dispiace. Le donne creative, che in realtà non ci sono e come? Ci sono. Il fatto è che noi maschietti siamo talmente tanto sussiegosi che le abbiamo chiuse a chiave dietro la porta, perché se le donne, che sono molto più creative di noi e hanno intelletto d'amore, come diceva un altro Dante, un po' meno famoso di te, ma anche lui diceva delle cose intelligenti. Chi, quell'Alleghieri? Era quello là, sì. Un po' meno era parente di quel fiorentino là. Se voi donne che avete intelletto d'amore riusciste ad esprimervi quanto sapete, a prescindere dalla nostra stupidità maschile che preferisce tenervi all'ombra perché siete meglio di noi, altro che Leonardo. Volevo dirlo, perché non potevo...
Allora, scusatemi, ma postilla su postilla, lui è professore, io ascolto i professori. Il mio aveva superato quello della creatività, perché è andato oltre, perché sennò diventa competizione strana. Noi non possiamo competere con le donne perché sono mamme. Ho capito. Ma è lì la differenza. Sì. Essendo mamme hanno già il massimo della creatività, a noi non ci arriveremo mai, è quello che intendevo dire, non che non siano creativi, ma se loro sanno di esserlo, mamme, non hanno bisogno di diventare matti come noi maschietti. Noi andiamo dove andiamo a fare la pesca, dobbiamo esprimerci, se no che significato abbiamo? No, è solo un soft touch, ecco. Volevo ringraziare anch'io i nostri ospiti e volevo anche dire, lui forse se n'è dimenticato, che per tutti i presenti Lorenzo Lanteferro ha portato un omaggio. Ha portato cioè un profumo che regala a tutti i presenti un profumo d'ambiente questa sera che si chiama Perlage, ce lo racconta brevemente. Che è per fare praticamente il Perlage, fa riferimento al Perlage dello spumante, non voglio dire champagne, mi sono stufato di questa cosa, perché lo champagne al flute non puoi mettere dentro il naso, noi abbiamo le coppe dove devi mettere dentro il naso e lì vedi la qualità del prodotto, una bella differenza. Le coppe anni 60, 70, quelle lì, noi, se venite da noi bevete solo in quelle coppe lì. E questo qui è un Perlage che è basato su degli agrumi, perché tutte le note olfattive, noi abbiamo fatto tanti lavori sia per Colavini, sia per, non mi ricordo più, Pecorari, poi Valdobbiadene, abbiamo fatto tante note a mo' di vino, ecco, in quel cos'è, di vino in sostanza, però questo qui è quella nota del mimosa, quel cocktail mimosa dove metti il mandarino, c'è un po' la pesca, sarebbe il Bellini, quello con la pesca, e questo già la nota iniziale e così è universale. L'altra cosa fondamentale di questi profumi, quelli che facciamo noi, è l'aromaterapia. Cioè gli oli essenziali hanno un effetto potentissimo antisettico. Cioè il problema non sono i virus, ecco polemica, ma non è una polemica, il problema sono i batteri. Il vero problema sono i batteri. Batteri è il problema reale nostro. E lì non è facile. E gli oli essenziali hanno questa forza antisettica contro, per esempio, allora nell'ambiente, sentendo queste note qui, vi fa vivere questo marketing 2 o 3 giorni in più. Ecco. Quindi ricordatevi di ritirarlo a una piccola confezione nella sala dove ci sposteremo adesso per un brindisi sulla destra. Un piccolo omaggio, posso darlo? certo, un piccolo omaggio librario ai nostri 2 ospiti, diciamo, di questa sera. In realtà è un triplice omaggio. Due libri sono 2 libri recenti di Dominique Roch, che forse Lorenzo conosce. Dominique Roch è stato per diversi decenni il responsabile dell'approvvigionamento di aromi naturali per una delle più grandi aziende al mondo nel settore della profumeria e della cosmesi. E in questi 2 libri lui racconta alcune storie, alcuni aneddoti dai suoi 30 anni di vagabondaggio in giro per il mondo alla ricerca di materie prime. E invece il volume un po' più grande è un bel volume illustrato della Biblioteca Esoterica di Taschen, dove si parla, ne abbiamo parlato molto anche noi questa sera, di piante e di fiori, ma in particolare del legame profondo delle radici delle piante nel mito e nelle pratiche magiche, e soprattutto del legame simbiotico tra la psiche umana e le piante, questo con bellissime fotografie e riproduzioni. Questo per ringraziarvi, e naturalmente un piccolo omaggio floreale anche alla signora Cindy, che ci ha onorato della sua presenza. Grazie a tutti.